Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Don Andrea Gallo. Il fumettista padovano Claudio Calia sceglie di ridare vita nei suoi disegni al prete genovese, partigiano, fondatore della comunità di San Benedetto al Porto, sempre a fianco degli emarginati, degli ultimi. Cosa ti ha colpito nella vicenda umana, nella vita di Don Gallo? Soprattutto la sua capacità di cambiare la vita delle persone, che sono le persone che ho incontrato, di cambiare in un qualche modo la realtà. Anche la stessa comunità San Benedetto al Porto di Genova è una cosa oggi ancora attuale e che di fatto cambia la realtà di molte persone. Per cui questa capacità di incidere sul reale. Allargo le braccia e i muri cadono è la storia di Don Gallo raccontata dalle tante persone la cui vita è stata cambiata dal prete che diceva di seguire il Vangelo secondo Fabrizio De André in direzione ostinata e contraria. Io credo che il fumetto sia un linguaggio, se è un linguaggio deve essere un linguaggio adatto a raccontare tutto, non possono esserci linguaggi adatti solo a raccontare le favole, no? Io mi auspico che anzi il fumetto venga sempre più usato, ma anche nelle scuole, anche la matematica a fumetti. Credo che sia un linguaggio potente che crei un rapporto particolare con la mente del lettore. Parole e immagini compongono la nostra memoria, con lo stesso linguaggio è possibile raccontare con forza la nostra storia per ricordarne ai più giovani le grandi figure.